Ho portato le esperienze del mio comune e degli altri comuni virtuosi della Regione Veneto, ovviamente tra opportunità e difficoltà, evidenziando quelli che sono molte volte i problemi legati al personale, alle competenze, alle tecnologie che noi disponiamo all'interno delle nostre strutture, ma allo stesso tempo ho voluto evidenziare la grande visione degli amministratori che, ben supportati da del personale formato, sta comunque ottenendo dei risultati importanti. Venezia è capitale della sostenibilità mondiale, ma la stessa Treviso per il secondo anno consecutivo è tra le 10 città migliori d'Europa da un punto di vista delle politiche ambientali. Quindi un'assunzione anche di responsabilità, quella legata agli ottimi risultati che stiamo ottenendo, segno evidente che comunque per i comuni veneti la transizione ecologica non parte oggi come se fosse un interruttore, ma è partita 10-15 anni fa, ottenendo dei risultati importanti anche a livello europeo. Ecco, questo per noi è il vero punto di partenza, quello che è iniziato 15 anni fa e non certo quello che oggi rischiamo di subire, ma per fortuna i comuni veneti sono pronti ad affrontare questa sfida. Cercheremo come ANCI di migliorare ulteriormente il livello di formazione dei nostri dipendenti proprio per farci trovare ancora più pronti in questa partita.